oltre che ringraziare i relatori, ringraziare tutti i presenti, di dare un taglio per 2 minuti a questo nostro primo convegno dopo le regionali, un taglio politico, e mi metto nel ruolo di coordinatore del Popolo della Libertà di questa provincia per far significare questo convegno come il primo di una serie di fatti concreti che noi, di questo coordinamento, che gli amici che con me seguono questa nuova linea del PDL in questa provincia, una linea chiaramente di centrodestra, una linea chiaramente alternativa al consociativismo che in questa provincia ha segnato la politica del centrodestra purtroppo per 15 anni e ha portato questa provincia a non essere leader nel Veneto, ma a essere bensì una Cenerentola del Veneto. E noi la ripresa la vogliamo con una politica chiara. La politica chiara è la politica dei fatti. E questo primo convegno è la risposta chiara che il coordinamento tutto dà alle polemiche sterili e polemiche direi assurde da chi ha sbagliato per 15 anni la politica di questa provincia, da chi è corresponsabile della nostra posizione di provincia Cenerentola con una politica di centro-destra-sinistra, di chi è stato sonoramente messo da parte dai nostri elettori con un referendum, perché una campagna elettorale come quella dei regionali non è solo una campagna per far vincere una persona piuttosto che un'altra, ma quando uno pone un nome e pone un nome in maniera convinta, come è stato fatto in questa volta, e in maniera maggioritaria nei nostri 47.000 elettori che hanno avuto la voglia di esprimerci, di dirci che politica noi dobbiamo fare. Loro ci hanno detto che non volevano più una politica di collusione, di trasformismo, di accordi sotto banco con la sinistra, ma una politica chiara di centrodestra, una politica con le mani sopra il banco, una politica di accordi trasparenti, di partite politiche leali e non di quelle partite politiche giocate sempre alle spese dei cittadini di questa provincia, come è successo per troppo tempo. Per troppo tempo questa provincia ha sofferto di bassa politica, ha sofferto di una politica che non aveva altri obiettivi che riuscire a tenere quel piccolo potere in mano a poche persone. Io ho preso questo coordinamento con la chiara intenzione, l'ho manifestato da sempre e lo manifesto ad ogni riunione, di cambiare questo sistema. Ho il supporto dei nostri elettori, perché la stragrande maggioranza dei nostri elettori ha questo referendum fra la continuazione di una certa politica e una politica chiaramente trasparente di centrodestra, ha scelto una politica chiaramente di centrodestra, perciò mi viene anche facile continuare su questo solco e a dispetto di polemiche sterili, inutili, che servono solo per far capire che qualcuno ancora esiste, la nostra politica dei fatti ci porta oggi in questo splendido convegno, a Badia lunedì un altro interessantissimo convegno sempre sull'imprenditoria, perché il problema della nostra provincia è una mancanza di sviluppo fatta da troppi no e da troppi lacci creati ad arte, perché ogni iniziativa politica doveva passare le forche caudine di 1000 accordi, di 1000 tavole. Noi vogliamo che questo cambi, perché cambi, abbiamo chiesto ai nostri cittadini, ai nostri elettori cosa volevano, loro ce l'hanno detto con il voto dei regionali. State sicuri che noi porteremo avanti con molta coerenza questo ordine tassativo che i nostri cittadini ci hanno dato, i nostri elettori della provincia di Rovigo ci hanno dato, e su questo solco sarà tutta una serie di iniziative che da adesso fino alle prossime elezioni comunali di Rovigo e degli altri comuni importanti quali Rosolina, San Martino di Venezia, Ficcarolo, Ceregnano, che saranno chiamati alle urne nel prossimo aprile, ci vedranno impegnati per far vedere che qui c'è un PDL nuovo, fresco, trasparente, e che l'aria nuova che abbiamo seminato in campagna elettorale sarà l'aria nuova di questo quinquennio di nostra amministrazione in regione e di nostro coordinamento provinciale. Grazie e buon lavoro.